o qualcuno mi dice che noi dobbiamo vivere ostaggi nelle nostre città, perché poi vengono fuori gli annunci roboanti del governo, 3.000 nuovi agenti, bravi, 3.000 nuovi agenti, peccato che il turnover annuale degli ultimi 10 anni è che ne vanno in pensione dai 4.500 ai 5.000 agenti. Abbiamo avuto una riduzione da il numero ideale, che dovrebbe essere 117.000 agenti in servizio sul territorio nazionale, oggi siamo sotto i 95.000 agenti. Pare che il governo abbia iniziato a ridurre le forze dell'ordine o comunque il turnover da un mese, da quando che Boff se andava via dalla Lega. Cioè, No, che ricordo che lo faceva anche prima, ma mi non ho mai sentito venire qua da lei, direttore, con questo tono, no, e prendersela con il governo perché non dava sufficienti uomini e donne da quando Boff ha lasciato la Lega e in futuro nazionale governarci e dice vabbè ho capito, ma allora avrebbe dovuto dirlo anche 6 mesi fa, un anno fa, 2 anni fa. Sono andato per questo, no? Dirà lei. Sì, ho capito, quindi è Gattasuo, Mercoledì, okay. E da mercoledì in poi improvvisamente capio che il governo non ha fatto il proprio dovere. Mi ha messo 4 anni per capirlo. Per carità di Dio. L'abbiamo detto molto prima, l'ho detto molto prima. Poi la discussione si sposta sulla remigrazione, uno degli slogan dei Vannacciani, ed ancora tra Boff e Marcato volano scintille. I 2 pilastri su cui si basa la remigrazione, CPR che non li vuole nessuno, non c'è nessun sindaco che farà il CPR a casa sua, e gli accordi bilaterali che non esistono, fai quello che puoi, cioè con molta fatica cerchi di rimpatriare quantomeno i più violenti, perché immaginare di fare la remigrazione non si può, ma lo dico anche a tutti quelli che a me mi spiegano sui social, che mi non capisco perché capisce tutto loro, non si può. I CPR non li fa nessuno. Ti ho fatto un CPR a casa tua. Tu che sei un vernacciano, ho fatto un CPR a casa tua. No, ma perché se no diamo notizie subito ai tuoi cittadini del Tarso, giusto? Che domani mattina che fai un CPR, lo fai a casa tua. No, raga, farlo a casa sua, vuoi farlo a mia P&B? No, ti ho fatto a casa tua. Visto che voi li teorizzate, ti fai a casa tua. Non ti fai neanche a casa tua. E ora, dove li facciamo questi CPR? Tutti a Salerno? Dove facciamo i CPR? Il problema che hanno i sindaci con i CPR è che i CPR oggi sono delle strutture, degli alberghi, dove questi signori vengono accompagnati, poi possono uscire e girare per le città, fare quello che vogliono. Sono persone che devono essere espulse dal nostro paese. Se devono essere espulse dal nostro paese, devono essere messe in strutture che siano di detenzione, dove sono chiuse all'interno e man mano vengono espulse e riportate a casa loro. Nei CPR ad oggi se è ci sono fatto così, lo tantissime faccio a casa mia.